Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Indagato per corruzione il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno per presunti fondi a 2 imprenditori in cambio di incarichi a suoi collaboratori. Ascoltato a gennaio dai magistrati, l'esponente di Forza Italia ha respinto le accuse e oggi ribadisce: nulla da temere, darò tutti i chiarimenti. Fiducia da Schifani e dai partiti della maggioranza. Si sono costituiti ad Avola padre e figlio, autori del delitto di un uomo. Ieri sera inseguito e speronata in auto la vittima, un pregiudicato, finita dopo una sparatoria con un calcio di pistola. A Messina, 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata precipitata con la madre che si è lanciata dal balcone di casa. La donna è accusata di omicidio volontario. Auto in fiamme, accoltellamenti, presidi fino a tarda notte e sempre allarme sicurezza a Palermo. I vigili urbani rafforzeranno i controlli fino alle 2 di notte. Taormina, quinta notte in tenda sotto la pioggia dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica contrari alla chiusura. Il sindaco De Luca: la soluzione c'è, la dirà Schifani. Verso un'Europa più integrata, a Taormina i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione affrontano i problemi della sicurezza dei 27, le iniziative per la pace e per l'indipendenza dell'Ucraina. La Sicilia ancora protagonista agli esami di maturità, la cura di Battiato, spunto per la prova pratica al liceo artistico. Doppietta di Cicerone nella versione al classico e nella prova di matematica con una sua citazione. Calcio, squadre siciliane attive sul mercato, i primi colpi attesi dal Palermo. Catania e Trapani iniziano a scandagliare il terreno per possibili affari. Bentrovati. Il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione e avrebbe fatto in modo che venissero assegnati fondi a 2 imprenditori che in cambio avrebbero dato incarichi a suoi collaboratori. Già ascoltato in Procura a gennaio, l'esponente di Fratelli d'Italia ha respinto le accuse. Maglio Viola. 2 contributi per complessivi 300.000 euro relativi a eventi e spettacoli fra Natale e Capodanno del 2023 previsti nelle variazioni di bilancio di quell'anno sono al centro di un'inchiesta della Procura di Palermo che vede indagato per corruzione il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno. In particolare la Guardia di Finanza ha passato al setaccio un contributo da 100.000 euro per i concerti di Un Magico Natale della Fondazione Dragotto di Palermo tenuti il 20 e il 21 dicembre al Teatro Politeama di Palermo e al Bellini di Catania e un secondo contributo da 200.000 euro al Comune di Catania che affidò gli eventi di Natale e Capodanno 2023 alla società Punto e a Capo di Nuccio La Ferlita, noto impresario dello spettacolo. Secondo la ricostruzione della Procura, Galvagno, in cambio di questi contributi, avrebbe ottenuto incarichi professionali per i suoi collaboratori, ovvero la sua portavoce Sabrina De Capitani e il suo addetto stampa Salvatore Pintaudi. Ma gli incarichi non sarebbero mai stati svolti realmente, anche se regolarmente fatturati. Per la Procura questo sistema nasconderebbe le mazzette. L'accusa mossa è di corruzione per aver ottenuto utilità in cambio del rilascio dei contributi. L'inchiesta è condotta dai sostituti procuratori di Palermo e delegata alla Guardia di Finanza. A gennaio Galvagno ha ricevuto l'avviso di prolungamento delle indagini e ha chiesto in quell'occasione di essere sentito, ma solo 2 settimane fa è stato convocato dal procuratore Maurizio De Lucia e dal suo aggiunto Paolo Guido, che segue il pool incaricato delle indagini di corruzione dell'amministrazione regionale. Ai magistrati Galvagno ha spiegato che i suoi collaboratori non operano in regime di esclusiva professionale e di non essere a conoscenza dei loro incarichi esterni. L'inchiesta è ancora in corso e dalla Procura non viene rilasciato alcun commento. E anche stamattina il presidente Galvagno è intervenuto sull'indagine che lo riguarda. Nulla da temere, dice, darò tutti i chiarimenti. E riceve fiducia dal governatore Schifani e dai partiti di maggioranza. Luca Ciliberti.
La notizia dell'indagine sul presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno scuote la politica locale. L'esponente di Fratelli d'Italia è tra i politici più influenti e il suo nome è stato spesso, nell'ultimo anno, accostato a una sua probabile candidatura alla carica di presidente della regione siciliana qualora l'attuale presidente Renato Schifani dovesse fare un passo indietro. Chi riveste ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque altro a dare spiegazioni del proprio operato ed è giusto che si sottoponga con serietà ad ogni analisi della propria attività istituzionale, spiega lo stesso Galvagno in una nota. Ho chiesto e ottenuto di essere ascoltato 2 settimane fa circa, mettendomi totalmente a disposizione di chi indaga per chiarire ogni eventuale singolo dubbio circa i fatti contestati. Mi dispiace che ancora una volta ci sia una fuga di notizie in una fase che addirittura non vede la conclusione delle indagini. Confido dunque che la magistratura possa valutare con la massima attenzione i fatti contestati. In mattinata era stato proprio il presidente della regione Renato Schifani il primo a chiedere di utilizzare cautela sulle indiscrezioni che accompagnano l'inchiesta della procura di Palermo. Avendo avuto modo in questi anni di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell'azione pubblica, sottolinea Schifani, sono certo che il presidente Galvagno saprà chiarire al più presto le contestazioni che ad oggi risultano semplicemente oggetto di indagine. Fiducia anche dal gruppo di Forza Italia all'Ars. Galvagno dimostrerà la propria totale estraneità rispetto all'accusa che gli viene contestata, aggiunge il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia all'Ars. Auspichiamo che l'indagine si concluda prima possibile. Al momento invece bocche cucite dall'opposizione del campo largo di centrosinistra. Poco fa, proprio dall'opposizione, il capogruppo dei 5 Stelle all'Ars, Antonio De Luca, ha sollecitato la magistratura a fare presto sull'indagine su Galvagno. Le altre notizie: omicidio di un 48enne ieri sera ad Avola, era alla guida della sua auto quando è stato inseguito da 2 uomini che lo hanno speronato e costretto a fermarsi. I 2, padre e figlio, poi si sono costituiti poco dopo. La vittima, con diversi precedenti, aveva minacciato di morte in passato il giornalista Paolo Borrometi. Francesco Aloi. Un omicidio legato a litigi che andavano avanti già da mesi. Sarebbe questo il movente che ha spinto 2 uomini, padre e figlio, di 57 e 26 anni, reo confessi, ad uccidere Paolo Zuppardo. Tutto è accaduto nella tarda serata qui ad Avola, nel Siracusano. Il 48enne era alla guida del suo SUV quando avrebbe incrociato i 2, che di lì a poco lo avrebbero ucciso. L'inseguimento è finito qui, in questa strada, molto frequentata anche dai giovani. Prima una folle corsa, con lo speronamento e l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Ad uccidere Zuppardo, però, sarebbe stato il calcio della pistola, battuto sul volto. Mentre i medici del Di Maria facevano di tutto per salvarlo, in commissariato si presentavano i 2, che adesso devono rispondere di omicidio e detenzione di arma clandestina. E non è da escludere che dietro all'omicidio possa nascondersi altro. La vittima aveva precedenti per droga. Anni fa l'uomo era stato coinvolto nell'operazione antimafia dei carabinieri Eclipse e aveva minacciato di morte anche il giornalista Paolo Borrometi. Ed è lui stesso a ricordarlo sulla sua pagina Facebook. A Messina, 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata precipitata con la madre che si è lanciata dal balcone di casa. La donna è accusata di omicidio volontario. Giusy Lazzara. La tragedia nella tragedia. Ci sono 4 indagati per la morte di Elisa, la neonata di 3 mesi precipitata in braccio alla madre dal balcone di casa a Messina lunedì scorso. L'avvio delle indagini e l'iscrizione nel registro degli indagati per la madre per omicidio volontario. Coinvolti nell'inchiesta anche il padre della piccola, lo psichiatra che aveva in cura la donna per la sua depressione postpartum e il medico di base che la seguiva. Per tutti e 3 il magistrato ipotizza l'omicidio colposo per un profilo omissivo, un atto dovuto con ipotesi di reato diversificato. Altre conferme arriveranno dall'autopsia prevista per oggi sulla piccola. Ancora dolore per quel pomeriggio fatale e il disperato gesto della madre che si è lanciata dal balcone con la figlia, finendo in un cortile interno del complesso 6 Stelle a Santa Lucia sopra Contesse. A dare l'allarme era stata una vicina di casa che, sentendo un rumore, aveva trovato mamma e figlia tramortite a terra. Immediati i soccorsi del 118, tutte e 2 trasportate in codice rosso al Policlinico, dove la neonata è morta poche ore dopo per i gravissimi traumi riportati. La madre di Elisa è ancora ricoverata alla neurochirurgia del Policlinico e probabilmente non sa nemmeno della morte della figlia.
Palermo, all'auto in fiamme, accoltellamenti, presidi fino a tarda notte, sempre allarme sicurezza nel capoluogo. I vigili urbani in particolare rafforzeranno i controlli fino alle 2 di notte. Marco Gullà. 2 auto e uno scooter in fiamme, un incendio probabilmente doloso, quello avvenuto la scorsa notte in via Baracca a Palermo, un episodio su cui indagano i carabinieri e che tiene alto come sempre l'allarme sicurezza nel capoluogo. Nella notte una rissa nel centro storico tra un somalo e un tunisino, ad avere la peggio il primo, ferito al braccio con alcune coltellate, e poi alta tensione anche a Mondello, la borgata marinara palermitana al tramonto diventa spesso palcoscenico di liti, soprattutto tra minorenni. Proprio per questo dal fine settimana ci saranno 2 pattuglie della polizia municipale a presidiare tutti i giorni fino alle 2 di notte. È il primo effetto dello sblocco dei turni extra su base volontaria finanziati dal Ministero dell'Interno. È iniziata la chiusura al traffico del lungomare e sono rinati i problemi attuali di Mondello. Poca sicurezza, poca presenza della polizia municipale per carenza del personale, ma soprattutto bisognerebbe lavorare in sinergie con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Non solo Mondello, ma anche Piazza Verdi, Politiama e le altre borgate marinare come Sfera Cavallo saranno presidiate con pattuglie fino a tarda notte. Il maltempo flagella in queste ore la Sicilia. Temporali a macchia di leopardo interessano tutti i versanti dell'isola. Quella che vedete è la situazione a Palermo, torrenti d'acqua e fango che attraversano via Villa Grazia in periferia. La pioggia e il vento hanno però le ore contate. Già da domani e nel fine settimana è previsto il ritorno della piena estate. Attenzione ancora alta per la sorte del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina dopo la seduta della Commissione Sanità in Regione. Il sindaco di Taormina De Luca annuncia sui social la soluzione c'è, ma la dirà Schifani. Intanto i genitori dei piccoli pazienti hanno trascorso la quinta notte in tenda, questa volta sotto la pioggia. Francesco Triolo. Siamo sotto il gazebo, sta piovendo fortissimo. Neanche la pioggia della notte ha fermato la mobilitazione dei genitori dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina. La quinta notte fuori all'ospedale San Vincenzo per il comitato che da anni lotta per la permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Ieri a Palermo in Commissione Sanità dell'Ars sono arrivate rassicurazioni, i comunicati di CIS Messina, dei deputati Galluzzo e Zitelli, Leanza e Burtone sono improntati alla fiducia che sempre nella notte anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha voluto rilanciare via social. La soluzione è stata individuata, quindi questo sì, e voglio anche ribadire che per una questione proprio di riservo assoluto anche sulla questione che si è individuata nel ragionamento complessivo ho atteso e soprattutto anche mi sono attenuto a quella che è stata una valutazione del Presidente Schifani nel rendere pubblica la soluzione come è proprio definita, però io so già qual è. I genitori attendono De Luca al banchetto, la raccolta firma online ha superato quota 70.000, il nodo per mantenere il CCPM e il suo inserimento nella rete sanitaria regionale che sarà discussa nei prossimi giorni. Intanto però il messaggio dei genitori a 40 giorni dalla scadenza della proroga è chiaro. Ma noi non vogliamo, avete voglia, può venire anche un terremoto, di qua non ce ne andiamo. E proprio mentre trasmettiamo, il sindaco di Taormina De Luca ha raggiunto il presidio dei genitori e ha confermato che c'è una possibile soluzione. Restiamo a Taormina dove sono iniziati gli incontri dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione Europea, sicurezza in primo piano, sostegno e proposte per arrivare alla pace e poi l'indipendenza dell'Ucraina. I messaggi prioritari questi che arrivano nella mattinata. Francesco Triolo.
La nuova Europa si costruisce in Sicilia. Se 70 anni fa a Messina furono poste le basi per la comunità europea, adesso si lavora sul futuro dell'Unione Europea. Passaggi delicati che necessitano di approfondimenti continui alla luce anche dell'attuale scenario internazionale. Le riunioni di questa mattina a Taormina tra i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi candidati e potenziali candidati e la commissaria dell'Unione per l'allargamento Marta Kos hanno avuto 3 parole chiave: integrazione, competitività e sicurezza. Proprio sulla sicurezza ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani con riferimento al tema del processo di allargamento. Noi stiamo avendo momenti particolarmente difficili, credo che ci sia sempre più bisogno di Europa e non meno bisogno di Europa. Prima dei lavori Tajani ha incontrato privatamente la commissaria Kos discutendo delle prospettive dell'allargamento ai Balcani occidentali, dall'Albania alla Serbia al Montenegro, sino all'Ucraina. Soprattutto il tema della sicurezza e qualche cosa di più della difesa. Definito come priorità fondamentale in risposta agli sviluppi dello scenario internazionale il rafforzamento della difesa e della sicurezza europea in complementarità con la NATO, ribadito anche il sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, l'impegno per una pace globale giusta e duratura. Garantire la sicurezza dell'Ucraina fino a troppo tardi diventa una priorità per tutti quanti noi, perché la sicurezza garantisce la convivenza civile. I trattati internazionali non assegnavano all'Italia nessun obbligo nei confronti della nave dell'ONG Open Arms. Pubblicate le motivazioni della soluzione di Salvini per il ritardato sbarco nel 2019. Maglio Viola. L'allora ministro degli interni Matteo Salvini non commise alcun reato con il ritardato sbarco dei migranti della nave Open Arms perché dai trattati internazionali in quella vicenda non discendeva nessun obbligo all'Italia nel fornire un porto sicuro. E quanto scrivono i magistrati di Palermo nelle motivazioni dell'assoluzione all'attuale vice premier, pubblicate oggi a distanza di quasi 6 mesi dall'assoluzione stessa, pronunciata a dicembre dello scorso anno. Il leader della Lega, nonostante i 6 anni chiesti dalla procura palermitana, era stato assolto perché il fatto non sussiste. La Open Arms è un'imbarcazione straniera che aveva operato un intervento in acque SAR non italiane, dunque non ne deriva alcun obbligo in capo all'Italia di fornire il porto sicuro. Questa convinzione dei magistrati che hanno assolto Salvini taglia via tutti gli altri argomenti processuali. Esime il collegio, scrivono i giudici, dall'affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate e animatamente dibattute dalle parti, quali la circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da POS, ovvero il fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un'imbarcazione in difficoltà, o ancora il fatto che i tempi trascorsi fossero legittimati dall'esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati europei. Di fatto il Tribunale di Palermo evita di porre precedenti sui temi più spinosi e a sfondo palesemente rilevante sul fronte delle politiche migratorie posti da questa vicenda. Il movimento degli agricoltori di Ragusa torna a protestare. I costi dei guadagni sono più alti e il mercato non tutela le produzioni italiane. Veronica Barbarino. Si riaccende la fiammella. Dopo diverse mobilitazioni sui propri trattori lungo le vie delle città siciliane nei mesi scorsi, nulla è cambiato nel settore primario e il movimento degli agricoltori di Ragusa risolleva la protesta. Al centro sempre le politiche agricole dell'Unione Europea che penalizzano le produzioni italiane, favorendo l'importazione di prodotti da paesi esteri. Sotto accusa anche l'aumento dei costi di produzione come gasolio, energia elettrica, ma anche dei prodotti per l'agricoltura e i concimi. Questo è il famoso, apprezzatissimo sui mercati, ciliegino pachino. Questo è un prodotto che a noi oggi andarlo a produrre costa sull'euro 1,10 €, 1,20 € al chilogrammo. Oggi è un prodotto che questo quota sul mercato tra le 60 e le 70 centesimi al chilogrammo e ci scontriamo al mercato con merce proveniente dall'estero che non ha questi costi. I prezzi di vendita dei prodotti agricoli nei mercati quindi non bastano a coprire i costi di produzione nonostante l'eccellenza del prodotto. Però purtroppo nessuna risposta è arrivata. C'è una fase di scoraggiamento nelle persone, ma noi siamo convinti che dobbiamo ancora necessariamente andare avanti. È in programma una nuova rivolta del comparto, organizzata dal movimento, sperando di scuotere qualche coscienza e salvare il settore agricolo.
L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che l'attività eruttiva dell'Etna è proseguita in mattinata con la formazione di esplosioni stromboliane visibili a partire dalle 6:10. L'attività, dicono gli esperti, produce una nube vulcanica, la vedete, che dalle 7:30 raggiungeva un'altezza di circa 6.000 metri e che si disperde poi principalmente in direzione nord. Inoltre è stato osservato un trabocco lavico dal cratere di sud-est che alimenta una modesta colata in direzione della Valle del Leone. Stazionario il tremore vulcanico sino alle 11:30, quando i valori di ampiezza hanno mostrato una tendenza all'ulteriore incremento. L'allerta per il volo è passata da arancione a rosso, quindi è salita di grado. La Sicilia, protagonista anche della seconda prova degli esami di maturità. Gli studenti dei licei artistici hanno dovuto cimentarsi con un progetto visivo che traeva spunto dalla canzone più amata di Battiato, La cura. Doppietta di Cicerone invece nella versione classico e nella prova di matematica dove c'era una sua citazione. Desiree Ferrito. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Anche la cura di Franco Battiato all'esame di maturità. Continua l'influenza della Sicilia anche per la seconda prova scritta. A trovarla gli studenti dei licei artistici d'Italia, che dovranno cimentarsi con un tema di grande valore simbolico. Ai maturandi è richiesto di sviluppare un progetto visivo e concettuale che interpreti il tema assegnato, unendo linguaggio artistico e capacità critica, punto di partenza il celebre brano. Tutti sui banchi alle ore 8:30, la seconda prova prevede tematiche differenti caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Cicerone, uscito al classico, fa doppietta e riesce nell'incredibile impresa di entrare anche nel compito di matematica per il liceo scientifico. Uno degli 8 quesiti che completa la traccia, il numero 7, parte proprio da una sua citazione. Una delle tracce proposte al liceo linguistico chiede di sviluppare un elaborato sul tema del fast fashion e del suo impatto sulla salute pubblica e l'ambiente. Gli studenti con indirizzo informatico e telecomunicazioni si sono invece cimentati con lo sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio i movimenti di mercato delle squadre siciliane. Vi aspetto, state con noi. Calciomercato che tiene banco per le siciliane. I primi colpi arriveranno dal Palermo. Catania e Trapani iniziano a scandagliare il terreno per possibili affari. Marco Gullà. Palermo scatenato sul mercato, club rosanero che inizia con la marcia ingranata la sessione estiva e così dopo l'ufficialità di Pippo Inzaghi il DS Carlo Osti è molto vicino alla chiusura dell'operazione che porterà in Sicilia Antonio Palumbo, centrocampista classe 96 attualmente in forza al Modena. Si tratta di un profilo esperto per la categoria, capace di unire qualità tecniche e dinamismo e reduce da un'ottima stagione con i gialloblu emiliani. Nell'ambito di questa operazione potrebbe prendere corpo uno scambio con Dario Saric. E poi il portiere. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato Carlo Saudero che tornerà quindi dal Como, un'operazione praticamente chiusa. Catania, le parole del presidente Rosario Pelligra sono significative e arrivano in un momento di rilancio del club etneo. Il grazie ai tifosi per la fiducia e una rassicurazione sul progetto che andrà avanti. Sarà un mercato difficile con una ventina di esuberi da piazzare, ma al contempo il Catania dovrà lavorare anche al rafforzamento della rosa. Piace Ronaldo del Vicenza, ma al momento appare un affare difficile e poi interesse anche per l'attaccante della Ternana Ferrante, ma c'è un'asta aperta con altri club. Il Trapani, che nella prossima stagione avrà il fardello degli 8 punti di penalizzazione, continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di rinforzi per il riparto difensivo e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe individuato in Marco Caldore un profilo di grande interesse. Il difensore centrale classe 94 è attualmente una delle certezze del Giuliano, con cui ha disputato una stagione solida e continua. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle 20, buon pomeriggio.